Quali fioriti dal notturno gelo chinati e chiusi, poiché il sole li imbianca, si drizzano tutti aperti il loro stelo. Tal mi fec io, di mia virtù stanca, e tanto buon ardire al cor mi corse. Vede quel luogo d'inferno e da essa cingersi con la coda tante volte Nel quante cammin di gradi nostra vuol vita che mi giù sia ritrovai per messa. una selva oscura, che la dritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era è cosa dura. Esta selva selvaggia e aspra E e quelli a forte, che me, nel dopo lunga pensiero rinnova la tensione, verranno paura. al sangue, e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Sara, dimmi! Ciao Marica. Ehi Giulia. Paola, aspettami! Ma tu seriamente capisci sta roba? Boh, sì, all'inizio è un po' difficile, ma se riesci a trovare significato poetico potrebbe iniziare a piacere anche a te. È proprio questo il problema, non riesco a capire il significato poetico. Difatti l'interrogazione è andata malissimo. Se vuoi adesso provo a spiegarti le trezzine del primo canto. Per caso hai ascoltato la mia interrogazione? O non particolarmente, perché hai dei dubbi? Sì, la prof mi ha chiesto i versi del finale del secondo canto, ma non penso di averli spiegati molto bene, perché non li avevo molto capiti, e soprattutto quando mi aveva chiesto il significato allegorico anche per la citazione. Tranquilla, se vuoi te lo spiego adesso. Guarda, è stata davvero una lunga giornata. Ok, allora me lo racconti uscendo. Oh, ma ti ricordi la terzina quarta del canto quinto? Ma come, non ti ricordi? L'ha detto la scorsa volta in classe il professore. No, ma guarda che ti sbagli, il prof si riferiva alle terzine precedenti. Hai ragione! Oggi le lezioni italiane non ho capito la terzina del canto di Dante. In che senso, scusa? Sii più precisa, che terzine ti stai riferendo? Sto parlando della 22esima terzina, durante il dialogo di Dante, dove ci sono due fazioni e non so perché combattono e chi sono. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. In questa terzina Dante ci spiega come egli si sia perso in una selva oscura che simboleggia il peccato e dunque la retta via era perduta. Ok, adesso è più chiaro, ma non sono ancora convinto che mai mi piacerà. Sì, grazie mille. Quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi, poi che il sole li imbianca, si drizzano tutti aperti in loro stelo, tal mi fec io di mia virtù stanca, e tanto buon ardire al cor mi corse, che cominciai come persona franca. Sì, proprio questa parte. Qui Dante si paragona ai fiori con una similitudine dicendo che come i fiori di notte sono chiusi e invece sbocciano con il sole, allo stesso modo lui prima di scoprire che il suo viaggio era un volere di Dio era spaventato e ora che lo sa ha preso coraggio e può esporsi. Ah, ok. E quindi ci hai spiegato il terzo canto di Dante, solo che ci sono delle parti che non ho capito più di tanto. E quali? C'è questa terzina in particolare che non ho capito che fa giustizia, mosse in alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. La terzina parla di quando Dante scese nell'inferno e vede Minosse che spinge i peccatori per smissarli nei gironi dell'inferno. Oh, hai ragione, meno male che ci sei te, fratello. Leggimi il passaggio. Quella che dice, e quelli a me, dopo lunga tensione, verranno al sangue, e la parte selvaggia caccerà l'altro con molta offensione. È molto semplice, qui Ciacco predice a Dante il futuro di Firenze, nella quale due fazioni opposte, che sono i Guelfi neri, che aiutati da Papa Bonifacio VIII, riescono a esiliare i Guelfi bianchi, di cui appunto fa parte anche Dante. Praticamente in questo passaggio Dante sta leggendo la scritta che vi è sulla sommità della porta dell'inferno. Nel cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la dritta via era smarrita.